Non piove, le culture stanno già soffrendo, l'agricoltura è in ginocchio, le previsioni tra l'altro non sono buone e soprattutto come consorzio di bonifica Acque Risorgive io rappresento i 53 sindaci che ne fanno parte, stiamo pensando a misure straordinarie, bisogna cominciare a portare avanti il piano laghetti, però contemporaneamente bisogna cominciare a pensare a razionalizzare. Mancano 10 giorni alla primavera e già buona parte dei sindaci, non solo della Marca, è pronta a correre ai ripari. La parola razionalizzazione non è più un tabù. Purtroppo bisognerà anche attuare delle ordinanze, adesso capiamo come andranno le prossime settimane, però bisognerà cominciare a vietare l'utilizzo dell'acqua per certi usi, ad esempio per irrigare il giardino o questioni non di primaria importanza. Quindi si comincia la lavaggio macchine, tutte quelle misure che di solito arrivano a giugno-luglio. Esatto, probabilmente sì, se continua così si dovrà anticipare questa cosa. Contemporaneamente, gli stessi primi cittadini, soprattutto all'interno dei consorzi di bonifica, stanno premendo per la realizzazione di opere. Sprecare acqua anche per le finalità irrigue non è più consentito. Sono lavori lunghi, naturalmente ci vorrà tempo, ma bisogna cominciare a fare investimenti per creare invasi dove immagazzinare l'acqua e poi investimenti importanti come quelli ad esempio che sta facendo il consorzio di bonifica Piave, ma non solo, e cioè investimenti sul sistema di irrigazione dove vengono eliminati gli sperperi, il sistema a scorrimento, ma vengono utilizzati sistemi più moderni e tecnologici che risparmiano la risorsa idrica.